Sono andato a Londra subito dopo essermi specializzato nel 2014, dove sono rimasto fino a fine 2018. Diciamo che il mio obiettivo era quello di approfondire in un centro ad altissimo volume come era lo University College Hospital a Londra determinate patologie. Lì mi sono occupato per i primi 3 anni di calcolosi, che è adesso il mio interesse prevalente qui a Bassano, e per i successivi 2 sia il tumore della prostata e della vescica, che in quanto riguarda sia la chirurgia robotica, quindi sia il trattamento radicale, sia la terapia focale che la diagnostica di queste patologie. Ho avuto modo di frequentare un anno qui a Bassano come medico specializzando e mi sono formato, ho avuto la possibilità di frequentare. Il primario ci dà e mi ha dato molti stimoli di crescita e dopo aver frequentato, poi dopo aver lavorato un periodo, un anno in un altro reparto qui di una ULSS della regione, mi ha contattato, ho ricevuto la chiamata di poter tornare qui e ho accettato con grande gioia. Da bassanese ho deciso di tornare a casa, nel mio territorio, perché credo molto in questa terra. Sicuramente anche gli imprenditori della zona, la politica ha dato un grosso aiuto nel poter sviluppare questo progetto, che speriamo di poter portare avanti con amore e con impegno. Noi ci crediamo molto. Altro che fuga di cervelli, perché sì, è vero, il Veneto ha registrato nell'ultimo anno una migrazione di persone, soprattutto giovani, all'estero. Si parla di oltre 13.300 unità che fanno posizionare la nostra regione al secondo posto in Italia, dopo la Lombardia. E ancora il Veneto detiene un altro triste primato, quello dei medici in fuga, con poco meno di 100 dottori su 1.500 che emigrano annualmente. Dati che sono cresciuti via via e che stanno preoccupando non poco la sanità regionale. Eppure, e per fortuna, nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana si sta verificando un percorso controcorrente. Sì, perché sotto la guida del direttore dell'unità operativa complessa di urologia, Antonio Celia, è arrivata una rosa di giovani specialisti. Per alcuni di loro si tratta proprio di un ritorno a casa dopo un periodo trascorso all'estero, con la volontà di riportare nel nostro territorio tutte le competenze acquisite in altre realtà per rendere i nostri ospedali all'avanguardia ed eccellenza a livello globale. Quelle che vi raccontiamo sono le storie di 3 medici giovani e ambiziosi che amano il loro lavoro, amano le sfide e soprattutto amano dare il massimo per aiutare i loro pazienti. Un percorso continuo di cura, ricerca, studio, aggiornamento, pratica, confronto. La sua specializzazione è in oncologia urologica? Di urologia prevalentemente, soprattutto oncologia prostatica e in particolare le terapie ablative, quindi tutto ciò che concerne la nuova focal therapy della malattia di prostata tumorale, un trattamento che abbiamo iniziato qui in maniera sperimentale appoggiandoci a dei centri europei per trattare in maniera micro solo il focolaio tumorale neoplastico senza andare a togliere l'intera prostata. Poi di base mi occupo di anche l'oncologia renale e tutti i trattamenti, anche in questo caso ablativi, per il tumore del rene. Ho sempre ritenuto che questo fosse un centro molto lungimirante anche dal punto di vista sia della tecnologia, dello spazio da dare ai giovani medici. Il dottor Celia ha sempre dato molto spazio nella crescita e mi ha portato a eseguire anche interventi di chirurgia maggiore con la robotica, che è quello di cui mi sto occupando in questo momento. E quindi è stata una scelta molto, molto azzeccata, se così posso dire. Io ho deciso poi di riportare le mie esperienze a casa e ero già da tempo in contatto con il dottor Celia e non a caso ho scelto la sede di Bassano perché sapevo che c'era un ottimo gruppo di lavoro, sapevo anche che c'era una realtà che era molto fertile per questo tipo di programma e soprattutto c'era un progetto a lungo termine su cui io ho creduto molto, su cui crede molto tutto il team e su cui stiamo lavorando. A Londra Giorgio Mazzon aveva raggiunto una posizione di spicco, ma questo non l'ha fermato. Inizialmente avevo un contratto che poteva essere simile a quello di uno specializzato anziano da noi. Poi via negli anni ho avuto dei contratti migliori e me ne sono andato via che mi avevano proposto un lavoro da consultant che è quasi è difficile trasferirlo nel nostro sistema, ma è quasi un lavoro dirigenziale, non tanto diverso da un primariato.
Quindi insomma diciamo che è un sistema che ti dà possibilità di crescere anche abbastanza velocemente. Però a questo lei ha detto no. A questo ho detto no, ovviamente ci ho pensato bene, ma credo che per molti motivi professionali e anche personali forse è ora di rientrare a casa, ecco. Come in tutte le realtà, fondamentale il lavoro in equipe. Credo nel progetto di creare una struttura con più anche centri, quindi con ottica un po' europea, che permetta di darci a noi come medici giovani la possibilità di avere una crescita professionale, quindi sia chirurgica che clinica, e anche e soprattutto di dare il massimo possibile per la salute dei pazienti con le migliori tecnologie, e quindi avere questo trittico, soprattutto la salute e la tecnologia, è un qualcosa che al giorno d'oggi è difficile trovarlo in situazioni ospedaliere limitrofe, ma è anche un qualcosa che ci permette di confrontarci in maniera buona con gli ambienti esteri e con le strutture europee, insomma. Bisogna imparare a lavorare in team, anche con altri specialisti, ma credo che c'è un grande entusiasmo nel gruppo, questo va detto che il dottor Celi ha portato tutto il suo entusiasmo e le sue energie, e siamo molto contenti, insomma stiamo lavorando molto bene. Prendi sotto con la pinza e tiratelo dentro di te. Visto come meglio? Oh, vedi quanta stoffa prendi, più largo sei meno prendo. Qua. Da non sottovalutare un ambizioso progetto che coinvolge i 3 ospedali dell'ULSS 7 Pedemontana, che saranno trasformati in 3 poli specialistici d'eccellenza. Stiamo cercando di modernizzare la sanità, il modello sanitario nell'AL 7. Quello che stiamo cercando di creare sono dei centri che abbiano un alto volume di patologie e un'alta specializzazione. Stiamo creando una rete dove tutti i cittadini, tutti gli utenti dell'AL 7 potranno beneficiare delle migliori cure. Quello che stiamo creando è un polo oncologico qui a Bassano. Stiamo già creando un polo dedicato alla patologia benigna, prevalentemente all'ipertrofia prostatica e alla calcolosi invece all'ospedale di Sant'Orso. In futuro poi creeremo un polo anche nell'ospedale di Asiago. Quello che voglio sottolineare è che non è un depotenziamento di nessuna delle strutture, ma è importante creare dei centri di riferimento per determinate patologie in ogni sede. Se pensate che ormai è importante non solo che ci siano chirurghi che fanno tanti interventi dello stesso tipo, che poi sono i chirurghi sicuramente più bravi a fare determinate patologie, ma è anche importante concentrare tecnologie specifiche in taluni centri. In questo modo possiamo offrire all'utenza sempre la migliore strumentazione, e soprattutto c'è da considerare che non è più solo un singolo chirurgo che poi è responsabile di un intervento, ma c'è tutto uno staff che gli orbita attorno, che vuol dire infermieri specializzati, vuol dire altri specialisti che possono intervenire in caso di necessità. C'è una parità proprio tra quello che troviamo qui e quello che possiamo trovare nei grandi centri europei, ecco, se non mondiali, e questo sicuramente ci rende noi molto soddisfatti del nostro operato e ci permette di operare con più anche serenità e con più soddisfazione, e il tutto poi è rivolto ad avere il massimo, insomma, per la cura dei pazienti. Il tutto unendo altissima tecnologia a professionalità. La tecnologia è fondamentale, basti anche solo pensare che oggi la maggior parte dei pazienti sono molto informati con l'arrivo di internet, e quindi richiedono sempre la tecnologia più aggiornata. Noi siamo sicuramente all'avanguardia su quasi tutti i campi, basti pensare ultimamente anche alla crioterapia focale della prostata, che è uno degli ultimi trattamenti che ci permette di trattare queste lesioni prostatiche in maniera del tutto
soprattutto mini-invasiva. Facciamo parte di un protocollo di studio insieme ad un ospedale di Londra, e questo ci ha messo sicuramente in primo piano anche a livello nazionale su questo tipo di trattamento. Quindi ben venga la tecnologia che giorno dopo giorno ci aiuta ad essere sempre migliori e all'avanguardia. Si diceva tra l'altro tecnologia che non è così scontata in una struttura pubblica come un ospedale, anzi. Assolutamente no, questo è sicuramente una delle forze di questo ospedale, e come dicevo prima l'aiuto degli imprenditori della zona, soprattutto appunto dell'associazione Helios, ha permesso di aiutare nell'acquisto di questo tipo di tecnologia che è appunto, come dicevo prima, fondamentale. Accanto alle loro storie, un'altra storia che pare ripercorrere quella che ci ha fatto tornare alla via della seta, il veneziano Marco Polo alla scoperta della Cina, in realtà uno stretto legame tra ULSS 7 e territorio cinese, 7 secoli dopo, per una medicina sempre più all'avanguardia nell'ottica dello scambio di competenze. Io sono in contatto con un centro nel canton cinese, il professor Zheng, dove fanno circa 3.000 percutanei all'anno. Fate conto che è più o meno come metà Italia nel giro di un anno, quindi un altissimo volume. E negli anni hanno creato delle procedure sempre meno invasive. Io sono andato precedentemente là a imparare a utilizzare queste tecnologie, adesso stiamo collaborando ancora, mi hanno inserito nel direttivo di alcune società per cui organizziamo diversi congressi assieme, e credo forse siamo il primo centro sicuramente in Veneto che fa questo tipo di procedura, e siamo molto contenti dei risultati. C'è un buon interscambio, diciamo che noi stiamo andando da loro portandoli novità in termini di chirurgia oncologica, loro ci stanno di ritorno portando delle novità in termini di endurologia e calcolosi. Ecco. Di carne al fuoco ce n'è e tanta. L'equipe dei giovani medici dell'urologia è solo un esempio del processo di evoluzione e potenziamento costante dei 3 nosocomi di Bassano, Sant'Orso, Asiago. Abbiamo sentito, i presupposti ci sono tutti, a cominciare dalla volontà di osare, di accettare le sfide di una medicina a totale servizio delle persone. Stiamo creando una rete di corsi per colleghi di tutti i livelli. In realtà abbiamo un progetto molto interessante che sta partendo sia per specializzandi che per strutturati. Ho organizzato alcuni corsi assieme al centro a cui lavoravo a Londra per infermieri, che adesso cominceremo a portare su per questi corsi, e poi pian piano cominceremo a organizzarli qua. Quindi l'idea è quello di cercare di potenziare una realtà che già c'era, che è come un centro che non fornisce solo prestazioni ma fornisce anche insegnamento. Stiamo anche potenziando dei progetti di ricerca non solo nel mio ambito ma in diversi ambiti, sia nazionali che internazionali, quindi sicuramente in futuro saranno grosse soddisfazioni. Serietà, volontà, professionalità, competenza, curiosità, e c'è anche un posto per un sorriso. Sogno nel cassetto adesso suo. Il sogno del cassetto è quello di restare nella mia città e chissà, magari un domani poter prendere anche il posto del dottor Celia.